anche di essere cristiani, forse è meglio anche rendersi conto che siamo umani e anche cittadini, e quindi abbiamo a che fare anche con la nostra fragilità, che ci porta comunque ad avere anche istintivamente certe reazioni di fronte anche a casi di pericolo o di paura concreta. Non sono in linea con il porgi l'altra guancia o ama il tuo nemico, ma credo invece che la pazienza abbia un limite. Scrive così nel bollettino settimanale ai suoi fedeli Don Marino Ruggero, parroco della chiesa di San Lorenzo d'Albignasego. Il tema è quello della legittima difesa. Il sacerdote commenta quanto accaduto ad un prete di Perugia che dopo l'ennesimo furto ha annunciato di voler imbracciare la carabina qualora i ladri si ripresentassero in canonica. Io credo che restare lì impassibili e dire ma sì dai pazienza lo perdonerò non sia così automatico e facile per nessuno, neanche meno per un prete. Insomma, caro ladro, se entri in casa mia io mi difendo, scrive nel suo editoriale che firma il Marin che rugge. Il parroco si dice favorevole alla nuova legge sulla legittima difesa. E noi riteniamo anche come preti tante volte che i più deboli siano quelli che vanno a rubare perché ne hanno bisogno, e tante volte invece ci rendiamo conto che chi ha davvero più bisogno è proprio chi ha il diritto di essere prima di tutto difeso, e se uno non è difeso a un certo punto deve anche arrangiarsi a difendersi in qualche modo. In parrocchia e fuori dalla canonica, telecamere di sorveglianza e allarme. In zona circolano spacciatori. Don Marino però non ha armi, ci confessa. Ora non ho nessuna arma, io so di preti che ce ne hanno, quindi le hanno nel comune, non li so, li conosco, quindi alla fine, ma sono anche quelli che predicano del perdono facilmente, dopo alla fine ecco la coerenza dove va. Ma comunque vabbè, io non ho nessuna arma, però ripeto, in ogni caso mi difendo. Con quello che avrò, che quello che ho, ma so anche difendermi, insomma. A un certo punto, quando vedo che anche qualcuno viene qui per chiedere la carità, ma lo chiede in maniera violenta e anche minacciandomi in certi modi, anche perché la vuole, la esige, se non con le buone ma anche con le cattive maniere, io glielo dico chiaro e tondo, sta bene attento, insomma, perché comunque sì, anch'io potrei reagire, insomma. Troppo buonismo, dice il parroco, non aiuta. Dobbiamo essere in linea, in sintonia col Vangelo che ci predica certi valori e ci predica il perdono, la misericordia, l'accoglienza verso tutti, eccetera, eccetera. Però, ripeto, dobbiamo anche renderci conto, anche noi come preti, che dopo non riusciamo a gestire quello che noi predichiamo, perché la realtà di oggi, specialmente in questi tempi, ci porta a non più avere il sufficiente controllo di quello che tante volte vogliamo mettere in pratica.